schene non sono compatibili. No, che ragione. È stato un attimo di entusiasmo. Rimaniamo sempre nei 200 stile libero, ma passiamo all'ultima categoria. Gli assoluti maschi. 3 le batterie previste. In corsia 1 Antonio Potenza, alla 2 Giovanni Amadei, in 3 Filippo Sbrissa, alla 4 Alessio Gerardin, in 5 Davide Bizzotto, in 6 Alberto Baldin, alla 7 Davide Schiattino. Intanto ancora in acqua atlete che hanno vinto medaglie la scorsa stagione, ricordiamo ancora queste, segnaliamo a livello giovanile. Giulia Grasso in corsia centrale, miglior tempo di iscrizione, è stata 2 volte bronzo ai categoria di Roma nelle gare dei 200 e 400 stile libero in vasca lunga. Silvia Moretto 60 e 76, la più veloce al passaggio, i colori dell'Antares Nuoto. Attenzione! 1.33.01, intanto Silvia Moretto ai 150 per l'Antares, 32.25 i suoi terzi 50, si è avvicinata di molto la Grasso essendo specialista anche dei 400, quindi sembrerebbe aver operato il sorpasso. Attenzione anche qua giù a Martina Collodel in corsia numero 6, quindi Giulia Grasso toccare davanti a tutte, 2.04 e 91, si mette in quarta posizione nella classifica. Intanto Tesserini qui in postazione, Lorenzo Piri